Allora, come chi diceva, come presenti i risultati di una ricerca che è stata fatta anche qualche anno in lavoro in tal'ambito di 6 scuole secondarie di secondo grado a riguardo al livello dagli lingue che vengono chiacchierati dai studenti e dagli studenti o che vengono chiacchierati e questa è stata presentata in una convegna che è stata fatta ieri dopo di misdì in tal liceo scientifico Copernico a Udine. È organizzata di che si chiama la lavagne plurilinguale. Noi veniamo in collegamento proprio il responsabile, il coordinatore di KISC, il professor Tiziano Furlano, che do il benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, do sperare intanto parlinus c'è molta funzione queste lavagne plurilinguale, che è una rete di scuole sostanzialmente. Esattamente. Allora, le lavagne plurilinguale è nato da qualche anno fa, permette ad scuole secondarie di secondo grado, quindi scuole superiori, per attività che hanno a che fare con la promozione dell'educazione plurilinguale e le tutele delle lingue furlane. Al momento di queste reti fanno parte 9 scuole, poi le collaborazioni strette di altre realtà che si occupano di lingue furlane come le società filologiche e le università di Udine. Dentro di queste reti c'è un gruppo di insegnanti sensibili alle questioni del plurilinguismo che ci rende spingersi per mettere ogni risorse, proposte di attività e così in avanti. Una delle attività che facciamo, che è stata denominata poco fa, è le fotografie linguistiche, che tengono di è partita qualche anno fa, ma noi e proponiamo ogni anno, quindi i dati che vi presentate sono dati freschi. Hai capito, sì. Dal 2019 fino al DDV, fino a quest'anno. Sì, esatto. E come funzionano queste robe? Le fotografie linguistiche hanno un scandaglio, una ricerca che noi proponiamo ai studenti di prima superiore ogni anno, delle scuole che aderiscono al progetto. Di solito ci rende fare partire all'inizio dall'anno scolastico proprio perché non si ude e gli insegnanti delle scuole avevano fotografie delle loro classi, a sapere c'è lingue che si fanno in queste classi, c'è lingue che gli studenti adoperano in diversi contesti, in diverse situazioni delle loro vite e anche c'è molto che le sfaveli. Mi colleghi ho sentito l'intervento dal direttore Cisilin che diceva non riviene a sapere i studenti che dichiarano di sapere il furlan troppo che lo faveli, c'è molto che lo faveli. Allora con le nette ricerche, con le fotografie che chiaramente arrivano non a ne par dai studenti, ma una delle domande che noi facciamo è proprio che di autovalutarsi, quindi e domandin c'è molto che loro ritengono di sapere doprare il furlan scritto, saperlo favelà e così in avanti. Troppi sono le scuole, scuole non superiori in pratica, troppi sono coinvolti in queste ricerche. Allora, dall'ultimo anno scolastico hanno partecipato 11 scuole, di Tumiec a Codroip a diverse scuole di Udine e che stanno per prime volte venuto anche un istituto di provincia di Gorizia e in tutto è venuto le risposte di più di 1800 studenti, 1870 mi pare. Insomma, sti arrivando a avere numeri anche a vonde interessanti. Per fare giusto un quadro generale, sì. Perché dopo se linea dentro i dati sono 20 anni, ma di 1270 studenti quasi il 40% al dichiara di favela furlan in famiglia a qualche livello.
Lì che vedi che insomma la situazione diventa un po' più difficile, lui già detto, alle dentro le scuole, no? Noi lavoriamo con le scuole superiori, sì, 12 insegnanti di scuole superiori, le scuole superiori non rientrano nella legge 4x2, sicché non sono iniziative proponute per scuole superiori a livello istituzionale, diciamo così. Duce che viene fatto al rive di proposte che nascono in maniera anche un po' spontanee, no? Come le nostre, insomma. E noi non sono proposte strutturate di corso, di insegnamento di lingue furlane per livello di scuole. E sappiamo che le scuole sono sempre resistenti, insomma, sì. alle lingue minoritarie, e lì queste robe non storne, no? Il dato da luz dal furlan a scuola alle una ore bassa, alle so dal 10%, a fronte di magari numeri che sono anche più alti, anche verso il 50%, delle situazioni delle famiglie, dal paese, per due situazioni più grandi. Troppe slenghi schiaccarino per solite, chi si studenti o chi si studentessi? Bene, diciamo che i dati che vediamo ogni anno ci dicono che gran parte dei studenti al cresce e al vive in contesti che sono plurilinguali, anche che stanno più di metà dei studenti al dichiarare di rivelare due o più lingue in chiesa, e se mettendo ogni anche il fatto che si stanno, diciamo così, dal tempo libero fra internet, le lingue di comunicazione diventano sempre di più, insomma. Come quadri di quest'anno noi abbiamo avuto circa 60 lingue differenti che sono di scuole che sono state segnate. Lingue, anche noi domandiamo come primissime domande dal questionario, c'è lingue favoritu a chiase, gli studenti possono mettere qualsiasi lingua che loro sentono proprio, quindi anche dialetti, varianti locali, dialetti specifici, e in queste risposte vince su veramente le lingue, una rappresentazione di lingue di tutto il mondo. Le nostre classi ormai hanno studenti che arrivano veramente dappertutto, e anche cercare spazi per valorizzare che tipo di plurilinguismo non è sempre facile a scuole, soprattutto le scuole superiori, no? Sì. Professor Furlano, vi in collegamento telefonico anche il professor Gabriele Zanello, che è un professore associato in tale Università del Friuli, peraltro insegna anche lingue e letterature furlane, e ta conviene di ieri all'intervento proprio per fare qualche notte, così il titolo, no, di letture dai risultati, no, di queste fotografie linguistiche che lui nos ha appena presentata ai risultati di carattere generale. Allora saluto il professor Zanello e do il benvenuto. Buondì Federico, buondì Tiziano, buondì a tutti e a tutti. E dunque luce considerazioni fasi intorno di questi elementi che sono saltati fuori. La considerazione può essere in sé tante se su time plans. Noi arrivati a collegarmi prima non sai ben c'è che la di Tiziano, ma il Sintulla subito. Sì, ma lui può fare riferimento naturalmente ai risultati, no, che sono stati presentati, no, sì, anche di queste ricerche fatte in ambito scolastico. Intanto lei un errore significativo, l'ho battuto anche ieri, che dal giro di Post-Science che troppo di insegnanti che sono insomma, avete arrivato a fare un lavoro così grande dentro la scuola, perché qui che si occupa non è direttamente il mio mestiere, ci sei sconosciuto così, ma di fare scandali dalla scuola primarie, dalla secondaria di primo grado e dalla secondaria di secondo grado, al sa che non è per noi è difficile, cioè per noi è facile.
e de 1200 questionari dalla prima superiore non è facile. Un'altra roba che va dita però è queste, che purtroppo un scandalo del genere è paradossale, che vedi sei anche mo affidata alla buona volontà di un troppo di insegnanti che avevano in davanti i teatri per rapporto diretto con loro, così, emissari dentro dalla scuola, perché in una regione come la nostra, e non va neanche di sé una questione geografica, ma ormai strutturale dalla scuola italiana, scandali che gli anarchi avrebbero di sé la normalità, avrebbero di sé il primo impreso che gli insegnanti hanno in mano per capire la realtà della loro classe. Quindi io direi che questa operazione è per tanti aspetti la sua sistematicità avanguardistiche. È vero che in Italia ormai di ignorance sono dalle realtà associative di insegnanti, pensi per esempio al GISEL, a partire dai stimoli di Tullio De Mauro in K, che lavorano anche su questa aspetto della pluralità linguistica della nostra scuola. Ma c'è che si resta purtroppo tal più il fatto che queste attenzioni alla pluralità linguistica non siano diventate sistemiche. Questo è il fatto che va considerato che va mettuto in luce. Teniamo presente che la lingua è un'importanza così forte dalla vita di una persona e di un studente che non si può implantare nessun'altra forma di insegnamento se non si ragiona bene sul suo portfolio linguistico. In tutte le prospettive proprio non come di rispetto ma di valorizzazione di che sono le lingue, di che è la realtà linguistica di chi si studenti e in tutte le prospettive anche dal valore del plurilinguese. C'è azioni scoventaressino in ambito dalla scuola superiore di secondo grado. Allora, alle Clark non possiamo domandare ora insegnanti impossibili, perché dei per esempio individui delle competenze anche minime sulla struttura dalla lingue come per esempio il cinese o il mondo delle lingue arabe, perché a noi non è una chiaramente, è impossibile, però a mancul un'attenzione più larga a che sono più frequenti dalla nostra regione a vari di sei. Per esempio a Savin che l'immigrazione dalla Romania è un'immigrazione ormai storica, si di no, e anche un lavoro importante e anche lì bisognerebbe per esempio ragionare e aiutare anche i frutti a ragionare su quale è la prospettiva di apprendimento dalle lingue nostre rispetto alle prospettive di migrazione dalla loro famiglie. Qui che la interessa fermarsi chi chiaramente alle più portate imparare le lingue locali e anche il furlan. Qui che invece al finire a tornare dal suo paese, che fosse la Romania, che fosse un altro paese, alle clarche alle manco interessate. E questo è un primo fatto di tenere presente. Dopo, se noi in voi di ragionare in un'ottica di valorizzazione e un'ottica che tiene conto anche dal furlan chiaramente, perché l'impressione che massa spesso che questa insegnanza alla lavagna plurilinguale e anche io, anche un piccolino che all'anda dal mondo all'università a Tavin, è che la scuola superiore, la scuola secondaria di secondo grado, come si la chiama Cumò, in Friuli, a poter essere spostata in qualsiasi altra regione italiana e non succederà nessun terremoto a livello didattico, a livello di imposta, perché hai le scuole che la realtà locale la lascia fuori dalla parte, avendo proprio questa espressione, e questo non è chiaro, perché la scuola di sé peade sul territorio, peade la realtà linguistica del territorio, non si può fare finta che questo non esiste, ma purtroppo tanti dei colleghi, di bambini, non credo che nessuno di loro a Sinrabi, e di queste orelle non sentono. E allora lì un primo passo, un lavoro importante, sarebbe che di metti a teme, problematizzare, discuti la pluralità linguistica e culturale di ogni classe e di ogni persona della classe, salta fuori da qua che ogni studente ha con le diverse lingue per sviluppare, per affinare la coscienza sociolinguistica e metalinguistica del studente. E questa è una potenzialità grandonone
che per esempio l'insegnante di storie, che è di educazione alla cittadinanza, che è il di lingue, che è l'italiano là. Già questo sarebbe un gran passo, non sai troppo che a fase in questo discorso, e dopo sono tante altre azioni che riguardano anche i furlan chiaramente, ma purtroppo l'accusa è ma voi pensate che lei sa il furlan al momento che bisogna che l'ha all'inglese, la solita il solito refrain, il solito ritornello che salta su, sì. Ma la sua non si esclude. Sì, sì. Quindi saudarsi, professor Furlano, dal suo punto di vista c'è sarebbe l'urgente fa? Ma allora io ho sposo che l'ha detto il professor Zannello. Io ho un intervento secondo me immediato su cui è importante lavorare prima di arrivare a mettere in pinza interventi strutturali che sicuramente hanno bisogno di più tempo e di più risorse, che è di normalizzare l'uso del furlan dentro le scuole, non fa diventare l'uso del furlan una roba che ha di restare pure le scuole, e che è tale specifica al furlan. Seconda roba, invitare insegnanti a formarsi sulle questioni del plurilinguismo. Al BDV è un gruppo di ricerche che vengono fatte sul plurilinguismo, sulle ricadute didattiche del plurilinguismo, e sono metodologie che aiutano a valorizzare e integrare le realtà plurilinguali che si induce in series. E forse però quando si arriva a livello più alto delle scuole, lì che si concentra di più magari sui contenuti disciplinari e non tanto sulle metodologie didattiche, forse non c'è tanta sensibilità su quella spietta lì. E allora dà le possibilità ai insegnanti di formarsi un po' di più e di avere un po' una prospettiva un po' più larga, cercano di lavorare in classi plurilinguali e in maniera plurilinguale, che sarebbe secondo me un bel punto di partenza. Bene, complimenti in ogni caso per chi lavora, chi sta esportando in avanti, sperando che dedichi i risultati che come non dite. Grazie e buone giornate. Grazie a voi. Grazie Mandi, grazie al professor Tiziano Furlano e al professor Gabriele Zannello che vi si induce a riguardo proprio di queste esperienze e di queste ricerche che intendono al valore del plurilinguismo.